Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Vorrei aprire la serata leggendovi una poesia di Eugenio Montale, dedicata a Rick naturalmente. Ho sceso dandoti il braccio almeno 1 milione di scale, e ora che non ci sei più è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso a milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con 4 occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Grazie a tutti voi per avermi ascoltata. Per essere qui questa sera in questa occasione che per me è veramente molto importante. Per me Rick era un papà. Serata particolare di celebrazione di un grande polesano. Noi celebriamo il Polesine e Rick Battaglia è stato forse uno dei più illustri, e sono con Sergio Sottovia, amico, giornalista e grande stimatore e grande amico anche di Rick Battaglia. Sì, diciamo che lui è quel grande attore che tutti conoscono, ne parlano per lui 110 film, gli attori che ha conosciuto, i registi che ha conosciuto, e diciamo ho avuto la fortuna di conoscerlo una decina di anni fa e ci si frequentava diversamente, e per cui lui era un grande cantastorie, un raccontatore di tutto quello, gli aneddoti e le confidenze che faceva erano speciali. Alla fine, chiaro che all'apparenza poteva sembrare un rustico, no? Poi però quando entrava in confidenza erano confidenze totali, era veramente un grand'uomo. Da quel lato lì ha fatto amicizia lui con grandi attori, sappiamo tutti quali che sono, e quindi lui ha vissuto il grande cinema, il bel cinema italiano, per cui ha dato tanto all'Italia come film e anche nel mondo, perché sappiamo che in Germania ancora 2 mesi fa ci hanno contattati, ci siamo ritrovati con la Bild tedesca di Berlino e è stata una bella intervista mandata in online in Germania, poi l'hanno premiato a Berlino proprio perché per i suoi film e per il suo carisma, dai. Michele Domeneghetti, sindaco di Corbola, il paese che ha dato i natali a Rick Battaglia. Chiedevamo prima Sottovia, secondo lei è stato dimenticato? È stato un po' dimenticato, sì, in parte perché profeti in patria non si è mai, no? E quindi quando si conosce la persona in genere si tende sempre un po' a ridimensionare il personaggio. In realtà è molto riconosciuto ed è molto ricordato soprattutto fuori da questo, purtroppo e per fortuna, fuori da questo paese. Intendo anche la Germania, l'Argentina, e laddove insomma i film sono arrivati e hanno portato la fama di questo personaggio. Si è fatto più di 110 film, io ho seguito il funerale, c'era veramente poca gente, purtroppo ho visto la caratura del personaggio e mi è molto dispiaciuto, mi è dispiaciuto inoltre che tutti i media italiani non ne abbiano parlato e soprattutto i media polesani, perché è stato forse con Rosetta Pampanini, che tra l'altro è vostra concittadina illustre, pure quella, forse avete un DNA importante qua a Corbola, tra i pochi che possono essere celebrati in tutto il mondo, quindi la memoria corta in Italia c'è. Purtroppo sì, però sta a noi ragazzi e amministratori, ma soprattutto cittadini, rivalutare un po' queste figure, perché dietro a queste figure, a questa storia, sta la nostra storia, sta la nostra identità. In un certo senso Rick Battaglia ha incarnato negli anni in cui ha avuto successo il sogno americano,
il sogno americano di andare fuori dal proprio paese, laddove c'era, possiamo dirlo, anche un po' di povertà, non c'era lavoro e la cosa insomma era di poco conto, e quindi l'uscire, Milano, Torino in quel tempo, ma poi anche l'America, era un po' il sogno americano del dopoguerra. Illustre ospite di questa serata, Marco Di Lello. Innanzitutto ci spieghi il suo palmarès. Lei è? Io sono il presidente dell'Accademia Veneta dello Spettacolo di Rovigo e abbiamo promosso diverse iniziative sul cinema polesano, e quindi non poteva mancare la figura del nostro Rick Battaglia come attore polesano così impegnato nella cinematografia. Poi questa sera abbiamo qui con noi anche una delegazione di veneti dell'Argentina, che in questi giorni stanno visitando il Veneto con un programma regionale. Questa sera, proprio oggi, erano in Polesine, siamo stati nel delta del Po, abbiamo visitato un po' il nostro territorio, e quindi questa sera sono anche loro qui per riscoprire il nostro Rick Battaglia. A chi meglio direi chiedere, noi facciamo un programma che si chiama Made in Polesine, celebriamo il nostro Polesine, ogni volta scopriamo cose interessanti e tutto. Anche lei capta che noi polesani vogliamo troppo basso, nel senso che se avessimo un attimo più consapevolezza di quello che siamo, di quella potenzialità che abbiamo, che l'abbiamo dimostrato andando in giro per il mondo eccetera, facciamo un appello che cominciamo a tirarcelo un po' di più. Esattamente, lei la sua osservazione è sicuramente giusta. Noi in Polesine siamo un po' troppo, diciamo, sotto traccia, ecco. Abbiamo delle potenzialità che sono numerose in diversi campi. Ovviamente noi seguiamo quello dell'arte, della cultura, dello spettacolo, ed è un settore che potrebbe essere molto più valorizzato. E poi anche per quanto riguarda le nostre, diciamo, presenze all'estero, sono importanti e tante volte non sono giustamente valorizzate, non sono giustamente in vista come invece dovrebbero essere. Ci sono realtà magari con molto meno contenuto che però sanno vendersi meglio, e quindi questo ovviamente produce quello che è oggi un po' lo diciamo spesso, meditate gente, meditate. Noi polesani abbiamo delle potenzialità che sono nascoste, ma ci sono, ed è importante tirarle fuori, e la ringrazio per quello che sta facendo. Grazie a voi.